Super Città di Ciampino, nel recupero della 10ª giornata del campionato Under 15 Elite Girone A, i blu cerchiati battono al Superga per 6-0 la Totti Social School con una tripletta da parte di 40, doppietta per Filipponi e gol di Ranazzi. Città di Ciampino che passa in vantaggio dopo un solo minuto di gioco, palla in profondità per il numero 940 che prova la conclusione, murata dal portiere ospite, arriva Filipponi e trova il gol con uno splendido destro a giro. 1-0 in favore dei padroni di casa. Città di Ciampino che continua a spingere e dopo altri 30 secondi, seconda occasione da parte della formazione di casa, ancora con Filipponi, murato in calcio d'angolo. Il 2-0 è vicino, arriva però la prima occasione da parte del Totti Social School, murata anch'essa in corner. 2-0 come dicevamo, che arriva al minuto numero 9 della prima frazione, diagonale vincente da parte di 40 e raddoppio per la formazione di Olivetti. 2 minuti più tardi arriva anche il 3-0 sugli sviluppi di un corner e Ranazzi, il più lesto di tutti, a metterci la gamba e trova così il gol personale. 3-0 da parte del Città di Ciampino. Padroni di casa che sbrigano la pratica e allora al 15esimo arriva anche il gol del 4-0. Filipponi confeziona l'assist per 40, doppietta momentanea per il numero 9 di casa e 4-0 in favore del Città di Ciampino. I gol diventano anche 5 prima della fine della prima frazione di gioco, ancora 40 che chiude così la propria tripletta personale con il 5-0 momentaneo da parte del Città di Ciampino. Ad inizio ripresa arriverà anche la sesta ed ultima rete, 30 secondi dopo il fischio d'inizio, assist da parte di 40 e Filipponi a metterci il gambone destro e a trovare il 6-0 in favore della formazione di Olivetti. Totti Social School che tenta nella seconda parte di gara di arrivare alla via del gol, l'occasione più grande arriva però al minuto numero 32 con il colpo di testa ad uscire da parte di Rossini. Palla che termina alta sopra la traversa, così dopo un solo minuto di recupero il match può terminare qui. Città di Ciampino batte Totti Social School 6-0.